Pronti a partire? Pronti, pronti. Bella giornata, saremo tutti contenti. Vengo giù da Ravascletto Per andare a vedere la Barcolana. per andare a vedere la Barcolana. Dopo tanti anni che aspettavo questa occasione, finalmente è arrivata e non vedo l'ora di poter assistere a questo spettacolo. Io ho già fatto un'altra esperienza nel treno della Pedemontana, quindi da Sacile a Osoppo. Eravamo andati alla festa delle orchidee di Osoppo e anche quello è un percorso bellissimo. Poi c'era tutta un'attività sul treno, quindi c'era un gruppo che suonava, c'erano dei musicisti, poi c'erano delle persone che ci hanno illustrato la storia dei treni. Assolutamente un'esperienza bellissima, tanto che l'abbiamo rifatta oggi. Io avevo preso questo treno tantissimi anni fa, quando ancora erano in uso dalle ferrovie, e risalire adesso dopo più di 20 anni veramente sono molto contenta. Una bella gita in compagnia, sì, è un'esperienza favolosa. Bravi a spiegare anche ai ragazzi. Oggi è una giornata eccezionale per il turismo con treni storici, perché ce ne sono in viaggio ben due nell'ambito del programma 2019 del Friuli Venezia Giulia, realizzato in collaborazione tra la Fondazione Ferrovie dello Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia. Uno è questo, il Barcolana Express, e un altro è il treno delle Mele Antiche, che viaggia tra Treviso e Montereale Valcellina con poi trasferimento ad Andreis. Quindi una giornata veramente importante. Se vogliamo completarla in un'ottica transfrontaliera anche di future collaborazioni con la vicina Slovenia, in questo momento sta anche viaggiando il treno storico tra Nova Gorica e Bled, per cui nel complesso tra la regione Friuli Venezia Giulia e la vicina Slovenia io calcolo che circa 650 persone stiano viaggiando in questo momento su treni storici, il che è veramente un risultato molto importante. Un impulso positivo per il turismo e anche per quanto riguarda l'imprenditoria locale. È enormemente importante perché abbiamo verificato come questi treni stiano in realtà consentendo a territori talvolta un po' anche marginali, ma con delle meravigliose opportunità turistiche, di potersi presentare, poter offrire una propria presentazione delle peculiarità che possiedono e che sono veramente importanti. In Friuli in particolare ce ne sono tantissime, per cui questi treni stanno rivalorizzando il nostro territorio e consentono poi di avvicinare anche le giovani generazioni al treno, perché poi devo dire una cosa molto simpatica, che molti bimbi hanno il battesimo ferroviario su questi treni storici. In questo momento ci troviamo alla stazione centrale di Trieste, che era l'originaria stazione della ferrovia meridionale austriaca, la ferrovia realizzata da Carlo Grega e terminata nel 1857. Oggi abbiamo percorso un tratto di questa ferrovia dal Bivio d'Auresina fino a Trieste, mentre il rimanente è il tratto realizzato poi nel 1860 per raggiungere Mestre passando per Gorizia, Udine, Pordenone e Treviso. Questa era la cosiddetta ferrovia Veneto-Illirica. Barcolana quest'anno abbiamo l'edizione 50+1, un'edizione particolare di questo grande evento per antonomasia della città di Trieste, che non poteva che essere avvalorato con la presenza del treno storico. Ho avuto l'onore e il piacere di portare avanti questo progetto quando avevo la delega al turismo e è un piacere ritrovarlo sulla mia strada anche con la delega ai grandi eventi, per cui decisamente una grande promozione per il Friuli Venezia Giulia e per Trieste. La mia impressione è che Trieste sta diventando fulcro anche di quella che è appunto di quelli che sono i treni storici. Qui va assolutamente un ringraziamento alla Fondazione, all'ingegner Cantamessa che è una persona lungimirante e ha visto in Trieste una grande potenzialità, per cui sicuramente pro futuro saremo felici di ospitare anche dei grandi eventi a tema treni storici. Quest'anno è stato, come dire, il primo anno, abbiamo dato il via a questa grande manifestazione, alle 9 toccate che hanno investito, diciamo, la città di Trieste molto positivamente, perché ogni treno ha avuto grande affluenza e questo mi fa piacere, per cui sono sicura e sono certa che per i prossimi anni vi sarà una grande presenza anche dal punto di vista dei treni storici.